Va ora in onda la rassegna stampa. Buongiorno Pier Vittorio, a te la linea. Buongiorno Natalia, allora ti chiedo subito se mi sentite bene, vedete bene la condivisione schermo. Tutto benissimo, sì. Perfetto, grazie. Allora un grandissimo buongiorno alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, voi che siete sempre dei patrioti innamorati della libertà. E allora ben ritrovati in questa nostra rassegna stampa di Radio Libertà. Oggi subito il commento di questa decisione con cui la Corte Suprema americana ha bocciato i dazi del presidente Trump, e come ha dichiarato ieri il nostro direttore Giovanni Sallusti, ma insomma per il giornalista collettivo l'America e gli Stati Uniti non erano forse diventati, ecco, uno stato fascista, una sorta di quarto Reich? Come mai, ecco, la Corte Suprema si è permessa di contestare questa linea sui dazi del presidente? E allora analizzeremo questa decisione vedendo come poi il presidente Trump abbia già pensato a delle contromosse che appunto sta studiando, in sostanza quello che sarà il suo piano B. E su questo tema poi ci collegheremo alle 9:10 con il nostrissimo Matteo De Sio, come sapete conduttore per Radio Libertà del programma del lunedì mattina Te la ridò io l'America, proprio sugli States, e con Matteo poi ragioneremo anche di questa escalation con l'Iran, perché ovviamente Trump sta cercando di far raggiungere un accordo che eviti la prosecuzione poi del programma nucleare iraniano, e sapete anche la notizia di poche ore fa comunque sull'ordine di evacuazione di alcune basi americane, quindi si teme questo possibile attacco verso l'Iran. Siccome per noi le vostre opinioni sono sempre fondamentali, quindi terremo aperto il consueto filo diretto con voi, intervenite chiamando allo 0292947222 3 volte 2 finale, potete scrivere i vostri messaggi quindi nei commenti sotto la diretta Facebook delle pagine della radio e della Lega, oppure potete mandare anche i vostri messaggi al numero WhatsApp della radio, ovvero il 340 6709 659. Vi ricordo anche le nostre coordinate, quindi ovviamente dal canale digitale della Radio DAB, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, quindi www.radiolibertà.net, sempre aggiornato, dalle app di Radio Libertà per i sistemi operativi iOS e Android e dal canale YouTube. E poi ecco, chiudo questa parte, sempre che ripetiamo ovviamente per chi si collega per la prima volta sulla nostra radio, quindi se siete stufi di questa K del woke, del politicamente corretto, ecco K è un termine che prendiamo in prestito da Marcello Veneziani, allora abbonatevi a Radio Libertà, sosteneteci, davvero basta poco per aiutare questa radio che è sempre un unicum, e quindi potete andare sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. E allora, come vedete, io vi ho inquadrato subito la prima pagina del Corriere della Sera. Ovviamente titolone centrale è proprio questo: bocciate i dazi, la furia di Trump, il verdetto non tocca quelli su acciaio, auto e alluminio, decisivi 3 giudici conservatori, Wall Street e borse europee in rialzo. La Corte Suprema e il leader non poteva imporle la replica vergognoso, ora tariffe del 10% per tutti. E c'è chi sostiene che ci sia dietro lo zampino del clan Bush per questa decisione, sostanzialmente poi assunta da alcuni giudici che erano legati più alla vecchia destra repubblicana conservatrice, insofferente verso la nuova destra maga trampiana. Poi vedete il caso del concorso notarile, i santi accanto ai nomi, notai concorso a rischio, interviene il Ministero. Qui sempre dalla prima pagina, quindi vedete la precisazione di Federico Fubini, le ricadute per l'America e l'Europa a proposito di questa decisione. Gli Stati Uniti che appunto poi dichiarano restano validi gli accordi già firmati, è arrivato un altro annuncio ieri, oltre alla sentenza che rigetta la legalità di gran parte dei dazi di Donald Trump. E poi è quello addirittura del loro fallimento. Ma poi vedremo anche le contromosse, il cosiddetto 10% che sta pensando De Donald. E l'editoriale invece di oggi di Aldo Cazzullo è su questa decisione di Bardella di evitare appunto la partecipazione a quello che sarà il corteo in onore di Quentin. Nel ricordo di Quentin, questo giovane ragazzo conservatore che è stato ucciso
Poi alla fine si è visto da assistenti legati a questa giovane guardia, che sono comunque collegati all'estrema sinistra francese, ecco, una riflessione anche illuminante per far capire come qual è la situazione che si sta delineando adesso in Francia, per cui quello che è il capo, il referente della destra, che era sempre bollata come assolutamente fascista, post-fascista da evitare, quella attorno al quale veniva, no, steso questo cordone sanitario, adesso è lui che ovviamente chiede un cordone sanitario contro un'estrema sinistra che è diventata sempre più fanatica, i fascisti rossi, insomma, gli estremisti. La Francia e il cambio di rotta, il capo dell'estrema destra francese che invita a costruire un cordone sanitario contro la sinistra segna il capovolgimento di una logica politica durata 80 anni. Ci sono due motivi per cui si è arrivati a questo: gli errori della gauche e il cambio di rotta di una parte dell'establishment francese. Jordan Bardella, leader emergente del Rassemblement National, nuovo nome del movimento fondato da Jean-Marie Le Pen, ha chiesto di isolare la sinistra radicale in nome dei valori repubblicani, il contrario di quello che tradizionalmente si è realizzato contro la sua famiglia politica. Nel 1995, al secondo turno, Le Pen fu seppellito da Jacques Chirac sotto la valanga di oltre 25 milioni di voti, più dell'82%. Anche nei due ballottaggi del 2017 e del 2022 sua figlia Marine non è mai stata davvero competitiva contro Emmanuel Macron, oggi vituperato, ma domani destinato a essere rimpianto, addirittura essere rimpianto. E insomma, non ci sono molti dubbi sul fatto che una vittoria di Marine, per il momento ineleggibile, o di Bardella, rappresenterebbe la fine di qualsiasi speranza europea. La novità è che per la prima volta l'elezione di un presidente dell'ex Front National è possibile, anzi è auspicata da una parte crescente del sistema. Bardella ne è consapevole. E ce ne eravamo occupati anche no, in passato del fatto che comunque una parte della vecchia destra gollista repubblicana adesso guarda con favore, ecco, l'ascesa di Bardella, anche perché lo ritiene un volto più moderato, più rassicurante della stessa Marine Le Pen. E come sapete, appunto, gli alleati della Lega nel gruppo Patriots for Europe all'Europarlamento in Europa. Per questo ha vietato ai suoi di partecipare alla marcia che oggi a Lione riunirà militanti della destra radicale in memoria di Quentin Deranc, il giovane assassinato dai militanti di estrema sinistra vicini a Jean-Luc Mélenchon. Questo è l'articolo, l'editoriale appunto di Cazzulo, che continua a pagina 36, vediamo appunto un secondo, ve lo apro da qui, vedete quello strano vento che tira a Parigi, quindi la mossa di prudenza, di buonsenso, ma anche insomma di assennatezza, proprio per evitare gli scontri da parte di Bardella. Bardella vuole evitare che uomini del suo partito possano essere avvicinati e confusi con i neofascisti. Purtroppo Mélenchon non ha dimostrato altrettanta lucidità. Pur condannando la violenza, si ostina a non tagliare i ponti con le frange che si danno nomi da battaglia, ecco, la giovane guardia che prima citavamo, per affrontare fisicamente gli avversari. Mélenchon oggi non ha nessuna chance presidenziale. I sondaggi lo accreditano del 10%, la sinistra riformista che si era presentata con lui alle elezioni legislative del 2024, raggiungendo la maggioranza relativa, rifiuta nuove forme di collaborazione. Vedremo ora, appunto, se i socialisti saranno in grado di esprimere una candidatura. L'ex presidente François Hollande, Raphaël Glucksmann, in grado di arrivare al secondo turno alle presidenziali dell'anno prossimo. Non sarà facile, ma la novità più interessante è quella che sta emergendo a destra, con la convergenza tra lepenisti e ambienti conservatori, se non reazionari. Quello che stavamo dicendo su questa simpatia adesso da parte di alcuni conservatori verso comunque Bardella. Il Front National non nasce da Vichy, dalla Francia che collaborò con i nazisti. Le Pen teneva a far sapere che si era presentato ai capi della resistenza nella sua Bretagna ed era stato rimandato a casa perché troppo giovane. Il Front National nasce dall'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, il gruppo che combatté nei primi anni 60 per l'Algeria francese, ma l'OAS non si riconosceva nella destra tradizionale, non solo perché l'obiettivo era ammazzare il generale de Gaulle, fin dal nome evocava l'armée secrète, vale a dire la resistenza antinazista. Nessuno dei suoi capi veniva da Vichy.
Jean-Jacques Susini era figlio di un ferroviere corso che aveva fondato la sezione algerina di un sindacato di sinistra, Force Ouvrière. Pierre Lagagliard diceva di sé: non sono un reazionario, sono un rivoluzionario, e amava ricordare il bisnonno caduto nel 1851 sulle barricate combattendo contro il golpe di Napoleone III. Quindi pensate un po' a quelle che sono le origini, le radici di un movimento che è stato sempre bollato come post-fascista e giudicato, comunque legato addirittura alla Francia collaborazionista di Vichy. E quindi Georges Bidault divenne il capo della resistenza interna dopo Jean Moulin, morto sotto le torture naziste. Finirà per fondare il Front National con Le Pen, sia pure per abbandonarlo quasi subito. Al processo in cui furono condannati gli uomini dell'OAS, in generale i partigiani dell'Algeria francese, intonarono una canzone di Edith Piaf con cui escludevano qualsiasi rimorso o pentimento. Marine Le Pen, nella sua opera di normalizzazione del front, la cosiddetta, vi ricordate, de-diabolisation, ruppe con il padre e rivalutò la figura di De Gaulle, che i suoi antenati politici avevano addirittura tentato di assassinare. Hanno una pessima mira, commentò il generale, che aveva battute fulminanti sempre che non le inventasse Marot. Ma neppure Marine fa parte della destra tradizionale francese. È convinta che la vera dicotomia non sia più tra la destra e sinistra, ma tra l'alto e il basso della società. Non a caso il suo partito è il primo tra le classi popolari. Bardella è diverso, sta con una principessa che rivendica il trono delle due Sicilie. È più vicino all'establishment economico e cattolici che non hanno ancora digerito la rivoluzione francese, alle forze più retrive della società e addirittura appare un conservatore in senso stretto, in sintonia con Marion Maréchal Le Pen, bestia nera della zia Marine. Il Rassemblement National può contare sull'appoggio incondizionato di Vincent Bolloré, bretone come Le Pen, molto influente nell'editoria. Una parte dei repubblicani già lo appoggia, Nicolas Sarkozy, reduce dalla galera, si prepara ad appoggiarlo. Anche i macronisti come Edouard Philippe, già primo ministro, si allontanano da Macron nella speranza di apparire equidistanti tra l'estrema destra, il centro liberale ed europeista. Insomma, quel fronte repubblicano che ancora alle ultime elezioni legislative ha tenuto i lepenisti fuori dal governo si sta sgretolando. L'Europa non è più considerata da un pezzo dell'establishment francese come destino inevitabile, ma come accidente della storia. Certo, si tratta di un errore clamoroso, qui subito la valutazione europeista di Aldo Cazzullo. Si tratta quindi di un errore clamoroso, perché comunque è il paese che non ha la forza economica della Germania, che è ritirata persino culturale e linguistica dalle sue ex colonie. Parigi ha rotto con l'Algeria e Mali ai militari francesi hanno preferito i russi della Wagner, i giovani marocchini e tunisini studiano l'inglese, ma che è rimasto l'unico nell'Unione Europea ad avere ancora la bomba atomica e un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza dell'ONU. Mitterrand e Chirac, che non erano due sprovveduti, avevano puntato sul rapporto con la Germania per ancorare il franco al marco e poi all'euro e compensare con la forza politica le fragilità industriali ed economiche. All'evidenza, una parte dell'establishment francese è convinta ora di poter far da sé e magari di rispedire a casa milioni di quegli emigrati che da decenni mandano avanti la Francia. Un'illusione, certo, o un incubo, ma non sempre nella storia elettori e classi dirigenti hanno poi compiuto la scelta giusta. Di sicuro una sinistra come quella di Mélenchon è la migliore risorsa strategica che la famiglia Le Pen e giovane Bardella potevano attendersi. Ed è una sinistra impresentabile, ma poi abbiamo visto anche i legami con AVS e perciò si è chiesto insomma poi di far luce su queste connessioni e giustamente poi Luca Toccalini, appunto il deputato e segretario federale della Lega Giovani, sapete, in questi ultimi giorni ha chiesto che il movimento Antifa venga dichiarato come organizzazione terroristica, che poi è la scelta che è stata già compiuta anche negli Stati Uniti. Io vi riporto a pagina 1 qui del Corriere della Sera, vedete poi c'è il caffè di Massimo Granellini su questo caso Epstein e su quello che poi fu la reazione di questa attrice Chiara Baschetti. L'inizio sembra fare il verso a una commedia americana. Jeffrey, finanziere insentore di onnipotenza, incrocia su un set pubblicitario una modella che gli ricorda Cindy Crawford. Chiede informazioni e scopre che si tratta di un'italiana di Romagna, Chiara Baschetti. Recupera il numero e la cerca. Lei non risponde, allora le manda un messaggio: sono Jeffrey Epstein.
richiamami appena puoi. Perché non dovrebbe farlo? Il suo nome non è forse la password per la felicità? Invece lei non lo richiama, non avrà campo, pensa Jeffrey, che non le dà scampo e riprova. Ti va ad incontrarci? Silenzio. Per lui diventa una questione di principio, la crivella di messaggini come uno stalker. Niente, lei continua a negarsi. Vorrà alzare il prezzo, immagina, perché lui è così che ragionerebbe se fosse al posto di Chiara. Così le agita in faccia lo specchietto per l'allodole. Vieni a cena con me, le scrive, potrei conoscere Woody Allen. Ancora silenzio. Passa un anno, ma Jeffrey è il tipo paziente e dalla memoria lunga. E torna all'attacco con un altro messaggio. Mi chiedo se sei diventata più coraggiosa. Quando una donna si ostina a ignorare un uomo col suo conto in banca e le sue conoscenze, no, certo può essere per disinteresse verso alcuni aspetti materiali dell'esistenza, ma perché teme di perdere la testa. Il rischio di predica in agguato, perciò ci vorrebbe il Manzoni per chiudere questa pagina decisamente atipica degli Epstein Files con 5 parole. E la fortunata non rispose. Avete visto insomma che vaso di Pandora che si è aperto con questi Epstein Files, che poi come anche annunciato quella che è stata la grande disclosure, no? Comunque lo scoperchiamento del vaso, è stato detto che in realtà poi non sono state diffuse quelle addirittura immagini, filmati di morte e addirittura immagini di violenza. Allora, sono arrivati tantissimi messaggi, già per esempio ci ha scritto Marco, ma ti rendi conto che dire fascisti rossi è un favore ai rossi stessi? Si dice stalinisti rossi, la solita sudditanza culturale dei falsi destri. E Marco, ma in realtà sì, è vero, le dovremmo chiamare per quello che sono e con i quali amano, no? Probabilmente con quei termini con i quali amano definirsi, perché alla fine sono dei veri e propri staliniani questi comunisti, ma siccome sono sempre pronti a gridare al pericolo del fascismo e così alla fine qualificano sempre i loro avversari politici, beh, però vista la loro violenza e la loro intolleranza, sono loro stessi, essi stessi dei fascisti. E allora, qui vediamo, ecco per esempio un altro messaggio sempre di Marco, buongiorno, definisci libertà, hanno fermato i dazi perché non fanno gli interessi della finanza, alias amici di Epstein. E dazi che abbiamo visto poi in questa battaglia, quasi si può dire guerra, che è da un anno, da quando Trump ha annunciato il Liberation Day, che sicuramente ha picconato l'ordine globale, l'ordine diciamo che si era fondato su questa globalizzazione selvaggia e un ritorno al protezionismo. Però appunto come dicevamo Trump sta studiando tutte le contromosse. Allora vedete i giudici, qui siamo a pagina 2 e 3 del Corriere di oggi, giudici che bocciano i dazi, Trump ora 10% a tutti, la Corte Suprema che vota 6-3, decisivi conservatori, non è nei poteri del Presidente che però tira dritto. E qui alcuni dati, vedete dall'analisi di Federico Rampini, 175 miliardi di dollari di dazi già riscossi che l'Agenzia delle Dogane statunitensi potrebbe dover restituire agli importatori, e qui vi immaginate che fronte che si apre, si è già poi scritto che in ogni caso queste decisioni poi dovrebbero essere assunte nel caso dalle corti inferiori sui rimborsi, 6 giudici che hanno votato contro la tesi dell'amministrazione Trump, 3 si sono espressi a favore. Vedete qui poi riportata in questa infografica, ovviamente con i volti dei votanti, dei componenti della Corte Suprema. Allora, si sono quindi dichiarati a favore, vedete, a favore dell'annullamento dei dazi, qui John Roberts Jr., presidente della Corte, e qui vedete la nomina di George Bush nel 2005, ma anche Neil Gorsuch, scusatemi, che fu nominato da Donald Trump. Poi vedete anche il voto però di Clarence Thomas, fu nominato addirittura da George Bush Senior nel 91. Voto contrario, per esempio, invece di Brett Kavanaugh, che era stato nominato da Donald Trump nel 2018, e anche dalla Amy Barrett, che fu nominata da Trump nel 2020. Un altro voto contrario, scusate, un voto favorevole anche da Coney Barrett, che fu nominato da Trump. Un altro voto contrario invece da Samuel Alito, che era stato
nominato da George Bush nel 2006. E quindi vedete alcuni repubblicani, ma anche alcuni democratici, tra quelli che hanno votato a favore di questo annullamento, e la reazione di Donald Trump, quindi in conferenza stampa con lui il segretario del commercio Howard Lutnick, qui a destra lo vedete, l'avvocato John Sawyer, che ha difeso le sue scelte davanti alla Corte Suprema. I virgolettati: abbiamo altre soluzioni da parte del presidente Trump. La scelta di quei giudici è imbarazzante per le loro famiglie. Ci sono paesi dove in questo momento danzano per le strade a causa di questa decisione. La furia di Donald, quindi nella conferenza stampa: sciocchi asserviti a interessi stranieri, sono una vergogna. E qui le tappe che stavamo prima richiamando di questa decisione. Perché vedete, l'emergenza dichiarata, il 2 aprile del 2025 Trump dichiara un'emergenza nazionale invocando l'autorità ad agire senza l'ok del Congresso, lo stesso giorno che battezza il Liberation Day impone dazi a tutti i paesi non sanzionati. Vi ricordate anche il clamore mediatico, no, con cui fu accompagnata questa decisione, fu accompagnato questo annuncio. I dazi annunciati Liberation Day sono del 10%, ma ben presto la cifra sale. Trump impone il 35% al Canada, il 20% alla Cina e il 50% al Brasile, e l'Unione Europea negozia dazi al 15% per la maggior parte dei prodotti che vengono esportati. La sentenza e la Costituzione. Ieri la Corte Suprema ha emesso una sentenza che appunto boccia l'applicabilità dei poteri presidenziali ai dazi, che per la Costituzione, articolo 1, sezione ottava, vanno approvati dal Congresso, e quindi la decisione che ha scatenato l'ira del presidente. La promessa di un'età dell'oro che si infrange contro numeri e sentenze, un colpo verso il voto di novembre. E qui l'esordio appunto di Federico Rampini in questa sua analisi. Vedete, tanto ecco il voto, da rimarcare anche questo, che comunque il voto favorevole per l'annullamento dei dazi è venuto comunque da 3 componenti che erano stati nominati da democratici, no? Perché la stessa giudice Jackson, Elena Kagan, nominata da Obama nel 2010, insomma comunque i componenti democratici hanno votato compattamente per questo annullamento. La Casa Bianca ha già annunciato il suo piano B e sostituisce nuovi dazi a quelli che sono stati giudicati incostituzionali. Tuttavia, la sua autorità ne esce sminuita, per non parlare della credibilità all'estero. Una corte a maggioranza repubblicana che lo sanziona per abuso di potere, la legge sulle emergenze economiche internazionali del 1977, da lui invocata per certi dazi, non autorizza quel tipo di discrezionalità dell'esecutivo. Sul piano dell'immagine la figuraccia c'è, la Casa Bianca avrebbe dato prova di incompetenza avendo ignorato gli avvertimenti di molti. Anche in campo repubblicano e nel mondo del business lo avevano messo in guardia sulla fragilità giuridica di alcune tasse doganali. Si apre una nuova incertezza, scrive qui Rampini, anche perché le imprese che quei dazi hanno già versato alle dogane, cioè al tesoro statunitense, possono chiederne il rimborso. Questa bocciatura colpisce il secondo asse del protezionismo di Trump, quello commerciale, dopo le difficoltà dell'altra politica protezionista, quella sull'immigrazione. Anche sui migranti illegali Trump è riuscito a partire con un capitale di consensi elevatissimo, perfino tra le minoranze etniche e una parte dei democratici, e a dilapidarne tanti per via di una esecuzione pessima. Ma questo è il commento, come vi dicevo, di Federico Rampini, perché poi non si è tenuto conto, soprattutto da parte dei nostri media mainstream italiani, nelle ultime settimane, per quello che è successo in Minnesota con l'ICE, eccetera, del fatto che tante violenze, tante espulsioni e rimpatri erano avvenuti anche sotto le presidenze democratiche. Però all'epoca nessuno si era sognato di dire l'ICE è brutta e cattiva, l'ICE è fascista. Ma allora, siccome sono le 8:26, abbiamo voluto dare un'apertura stavolta, no, mainstream, visto che siamo stati accusati a volte di essere troppo di parte, per carità. E allora cambiamo, diciamo, area editoriale, passiamo subito con il giornale di oggi, prima pagina, ma vedete il titolone è sempre quello: Trump paga dazio, la notizia del giorno, di questi giorni, vedete, stop alle tariffe di Donald, lui aumenti
del 10% e pensa di colpire Teheran. Oltre la decisione, vedete quello che stavamo accennando, la vendetta dei Bush e gli anticorpi della democrazia, l'attesa fiduciosa del Made in Italy, ma le borse non festeggiano. E poi prezzi, ora tocca al mercato rimettere ordine. Ma l'editoriale di Tommaso Cerno, che riprende quello che stavamo già ricordando prima in inizio di puntata, per fortuna, no, che Trump era un dittatore, per fortuna che gli Stati Uniti si avviavano a diventare una pericolosa autocrazia. Ecco, abbiamo ricordato infatti quello che aveva dichiarato nel suo editoriale ieri il nostro direttore Giovanni Sallusti. Ecco, per chi se lo fosse perso, lo potete recuperare da Facebook della radio, ma anche qui dal sito. Vedete, no, la pagina, la corte boccia Trump, ma l'America non era fascista, ecco, secondo il giornalista collettivo. Costoro ce lo stanno dicendo da quando Donald Trump ha vinto per la seconda volta le elezioni. C'è il fascismo in America, c'è la dittatura, l'America è diventata qualcos'altro, non è più la maggiore democrazia liberale del globo. Questo a proposito, no, di una presunta assenza di pesi e contrappesi. Ebbene, la notizia di oggi è che la Corte Suprema degli Stati Uniti, peraltro a maggioranza dei giudici nominati dai repubblicani, quindi di area conservatrice, ha bocciato i dazi di Trump. Però, signori, sospendete un attimo i vostri festeggiamenti, perché per un minimo di decenza dovete guardarvi allo specchio e chiedere scusa. Questo è appunto quello che aveva dichiarato ieri il nostro direttore Giovanni Sallusti. Ecco, lo ripetiamo per chi se lo fosse perso. Allora no, non c'è il fascismo in America. L'America è ancora la più grande democrazia liberale del globo, dove ci sono un'amministrazione e un presidente in carica, frutto del libero consenso degli americani, e ci sono in parallelo tutti i sistemi di contrappeso pensati dai padri fondatori. Ed è intatta questa architettura architrave del liberalismo. C'è una Corte Suprema autonoma che può bocciare un provvedimento così dirimente per l'agenda politica della Casa Bianca. E invece vedete dall'editoriale di Tommaso Cerno, invece anche l'editoriale di Tommaso Cerno su questo tema, meno male che Donald Trump era un dittatore, che a sentire il patera per gloria dei nostri esperti rossi, appunto quelli che seguono le vicende americane, che poi magari si confrontano soltanto con i soliti circolini dem, insomma, rappresentava la fine degli Stati Uniti questa presidenza Trump, il crollo della democrazia, l'apocalisse dell'Occidente finora conosciuto. Era un bullo, un delinquente, un mitomane, queste tutte le citazioni, detto dagli stessi che conoscono talmente bene l'America da averci spergiurato che dopo Joe Biden alla Casa Bianca ci sarebbe entrata la desaparecida Kamala Harris. Non so se esistano o no gli UFO di cui parla Obama, ma di marziani almeno in Italia se ne contano a bizzeffe e dovrebbero scusarsi con Trump e con gli Stati Uniti. E a proposito poi degli UFO, commenteremo anche questa decisione, questo annuncio da parte di Trump di voler desecretare i file. Ma allora sono le 8:30 e che dici Natalia? Ci concediamo questo piccolo break, noi torniamo fra pochissimo. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto care amiche e cari amici di Radio Libertà. Una grande notizia, chiaramente, per chi conosce l'olio extravergine di oliva Acerbis, per chi lo usa da tanto tempo, è sicuramente una notizia importante. Per gli altri che magari lo vogliono provare, questo è il momento per approfittarne. Sì, perché tutto il mese di gennaio e tutto il mese di febbraio, olio nuovo, prezzo vecchio. Quindi potrete ordinare chiamando 030 68 40 408 6 bottiglie da 1 litro di olio estratto a freddo Acerbis a sole 84 euro. E il trasporto è gratuito. Parliamo di un olio estratto a freddo da olive italiane selezionate all'origine. Tutte le mattine imbottigliamo il prodotto fresco su vostra ordinazione, quindi vi arriva a casa un qualcosa di unico. Se volete riscoprire i sapori di un tempo, se siete alla ricerca di un olio vero, importante, di un olio italiano che dia ai piatti un tocco in più, 030
68 40 408, oppure potete ordinare tramite la pagina web olioacerbis.com, perché come diceva il mio nonno Alberto, l'olio bu elve sempre a galla. Alberto, l'olio buono viene sempre a galla. Abbiamo avuto una produzione piuttosto scarsa quest'anno, lo sapete, ma una qualità straordinaria. Chiamate in tanti. Grazie, buon proseguimento. Di nuovo a te la linea, Pier Vittorio. Grazie Natalia. Allora vedete, no, perché l'America, qui vi leggo dall'editoriale di Tommaso Cerno, prima pagina del giornale di oggi, l'America di Donald Trump, alla fine con i suoi modi un po' western, ci mostra ancora una volta il significato di una democrazia affidata al popolo e regolata da contropoteri, chiunque sia il presidente degli Stati Uniti. Sarà anche l'uomo più potente del mondo, ma non può agire da solo. Nemmeno sui dazi a una fabbrica cinese di falsi, magari realizzati da bambini. E questo è l'assurdo. Con questa frase qui veramente Cerno esemplifica anche poi tutto il male di questa globalizzazione selvaggia, che giustamente poi una politica protezionistica di buon senso, quella di Donald Trump, ha cercato di contrastare, no? Una fabbrica cinese di falsi, magari realizzati da bambini. Tanto da riflettere su queste parole. Cioè ad applicare una minima e banale politica di protezione della produzione interna, un tributo che in economia si studia al primo anno e che abbiamo inventato qui, nel vecchio continente, proprio noi oggi che critichiamo e che però siamo la nazione dell'IVA, cioè il dazio di tutti i dazi. Quando spariamo sull'America, ricordiamoci che Trump non l'hanno fermato i comitati del no, ma la Corte Suprema di nomina politica, con il parere contrario di giudici che sono stati nominati da lui o dal suo partito. Prova che la politica e la magistratura sono poteri separati solo se le teste restano libere, perfino oltreoceano dove la poltrona dipende solo dal commander in chief. Una lezione, l'ennesima da ovest, o meglio dall'altra sponda dell'Atlantico. E poi il caso Epstein, ora anche i monarchi rischiano per gli scandali, da Obama a Donald, quello che stavamo richiamando, il fascino degli UFO, desecreteremo i file, qui scrive Massimiliano Parenti a pagina 15, e poi la stanza di Vittorio Feltri, la coerenza non abita all'Eliseo. Eh sì, perché abbiamo detto questo galletto Macron che anche e soprattutto negli anni della guerra, del conflitto tra Ucraina e Russia, poi alla fine a giorni alterni si sognava quasi nuovo Napoleone, doveva mandare altre truppe, altri stivali sul terreno. Altri giorni invece si immaginava pacificatore e quindi disponibile a nuovi colloqui con Putin. Io vedo che sono arrivati altri vostri messaggi, quindi ogni tanto li leggiamo perché sennò se ne accumulano, no? E quindi assolutamente non vogliamo perderli, cerchiamo di leggere la maggior parte possibile. Vedete Pina che ci scrive: buongiorno, Stefano Cappellini a 4 di sera ha detto che il detenuto al quale il giudice ha deciso di fornire un rimborso di 700 euro per la motivazione di un trasferimento in un posto senza comunicargli dove lo portavano, anche se detenuto gli spettava uno stato di diritto. Dovevano chiedergli se voleva andare là o lì. Buona giornata. Pina, ecco, vedi, queste decisioni poi assurde della magistratura ultimamente, anche ovviamente in tema di immigrazione, sono poi veramente il migliore spot a favore del sì. Su questo tema oggi ci ritorniamo perché vedremo anche un po' le analisi delle affluenze, perché ultimamente si sta facendo quasi passare l'idea, forse è anche un po' un'arma, diciamo, del fronte del no, si sta facendo passare l'idea per cui alla fine solo con un'affluenza molto molto alta il sì potrebbe vincere. Invece vedremo che ci sono proprio delle rilevazioni molto, molto strane, perché molto discostanti tra di loro. Cioè per alcuni istituti di ricerca il sì sarebbe abbondantemente in vantaggio e per altri invece si fa vedere questo presunto testa a testa, soprattutto con un no che sarebbe in vantaggio, diciamo, nel caso di questo scenario con un'affluenza ridotta. Gian da Brescia ci scrive: vergognosa questa decisione di risarcire antigovernativi e scafisti come Rackete ed altri. E appunto il capitano Matteo Salvini, segretario federale della Lega, vice premier, ha detto: se ritorno io ad essere ministro degli interni, le varie signora Rackete e compagni avranno
vita dura, vita difficile. Infatti vi riapro qui, ve la riaggiorno un attimo, anche la pagina proprio Facebook di Matteo Salvini. Vedete qui, intanto c'è questa decisione, ecco, intanto vi faccio vedere, ecco sì, il post che vi stavo richiamando, no? Se un giorno tornerò a fare il ministro dell'interno, le signore Rachete non avranno vita facile. Nel caso appunto di Matteo Salvini, di nuovo ministro degli interni. E poi vi ricordo sempre anche tra i post dei preferiti, questo però è già di 2 giorni fa, del 19 febbraio, votare sì al referendum sulla giustizia significa togliere il potere alle correnti, eliminare la politica dai tribunali e rimettere al centro il merito. Con il sì si crea un'alta corte che permette di sanzionare anche i giudici, perché non sono né intoccabili né infallibili. E poi sempre dalla pagina di Matteo Salvini qui su Facebook, avanti con i metal detector a scuola per garantire la sicurezza di studenti, insegnanti e personale scolastico. Questo vi stavo dicendo prima, la decisione dei metal detector, perché in attesa che famiglie tornino a svolgere il loro ruolo di educazione, formazione e controllo. E infatti la notizia dal Messaggero: in classe a Roma con una pistola a salve che minaccia il compagno, ti sparo. Il 14enne denunciato, la prova in un video shock. Ecco, anche qui ci vorrebbe un po' sicuramente di lavori socialmente utili, no? Per questi ragazzi, per questi bulli, magari anche un'idea, non sarebbe male questa idea di un servizio civile così come era stata pensata anche dalla Lega, e quindi non una sorta di servizio militare, ma un servizio civile che insegni poi questi valori fondanti per stare proprio in società, nella collettività. Maurizio che ci scrive: allora perdere le guerre fa bene? Vedi la Germania distrutta e il Giappone che nonostante accordi post bellici di non armamento e stretto controllo fanno quello che vogliono e da tempo armati a dettare nuove regole. La storia solitamente non ci insegna nulla ed ora avanti con Islam invadente. E questo è un altro pericolo, no, dell'islamismo, dell'invasione dell'invasione islamica, dell'islamizzazione per l'Europa. E infatti non so se poi avete visto anche negli ultimi giorni le dichiarazioni proprio del presidente del Manchester, la squadra calcistica, il quale ha detto appunto attenzione perché ormai la Gran Bretagna, tutto questa è un'uscita di una settimana fa, aveva detto attenzione che ormai la Gran Bretagna, il Regno Unito è diventato una sorta di colonia degli immigrati, siamo stati colonizzati. E poi addirittura Starmer che aveva risposto ma queste sono affermazioni diciamo offensive nei nostri confronti. Appunto il patron del Manchester United che aveva attaccato, potete recuperare anche dal Corriere, no, la notizia. Gran Bretagna colonizzato dagli immigrati, la replica di Starmer offensivo. Sir Ratcliffe che accusa il governo britannico di non fare abbastanza per rimettere il paese in carreggiata. Il primo ministro che aveva risposto: la Gran Bretagna è un paese orgoglioso e diversificato, e appunto orgoglioso di questa situazione che ormai sta sfuggendo di mano. Invece il giù la maschera di Mascheroni di oggi sul giornale: Gigino un professore. Tanti sono rimasti sorpresi se non scandalizzati da questo Di Maio che continua la sua ascesa inarrestabile. L'aspetto ironico della faccenda è che io e mia moglie l'altra sera avevamo spiegato con convinzione al nostro figlio l'importanza di andare a studiare in Inghilterra, e infatti. E poi ieri abbiamo saputo che Luigi Di Maio, una delle eredità più preziose del Movimento 5 Stelle, che adesso si può dire per molti ha rappresentato il grande fratello della politica, è stato nominato professore onorario del prestigioso King's College di Londra, il college insomma del re, o professore. Per uno che non sa parlare in italiano, insegnare in inglese infatti è proprio un upgrade, uno di quegli avanzamenti. Facile non abbia capito l'incarico, ma onorario significa per fortuna che gratuito e che non entrerà mai in un'aula, ma comunque è una straordinaria soddisfazione per uno che nella vita ha cercato troppo se stesso, poi l'ha trovato e ci è rimasto male. Già drinks vendor at Maradona Stadium
bellissimo, drinks vendor, mamma mia, qui veramente siamo all'apoteosi, no, dell'inglese, diciamo così, anche abbastanza maccheronico. Poi ministro nei governi Conte e Draghi, non è stato neppure l'errore peggiore di Super Mario, quindi rappresentante speciale dell'Unione Europea nel Golfo Persico. Luigi Di Maio, personaggio di un'ignoranza senza lacune, è la dimostrazione di come il miglior lenitivo per le smanie rivoluzionarie consista in una carica qualsiasi, cosa che trasforma un ribelle nel più quieto dei conservatori, veramente. Cioè, se si dovesse riassumere la parabola dei 5 Stelle, di loro che dovevano aprire questo Parlamento come se fosse una scatoletta di tonno, di loro che dovevano rappresentare l'anticasta, che erano i più populisti, che poi vi ricordate quando erano assieme al governo con la Lega si divertivano, no, pure ad apparire come i più securitari sul fronte dei porti chiusi, di quelli che si intestavano questi risultati che in realtà erano conseguiti, ottenuti dal ministro degli interni, vice premier all'epoca anche Matteo Salvini, e poi alla fine che hanno votato per mandare a giudizio, per mandare a processo Matteo Salvini per quegli stessi fatti, ma poi sostanzialmente per quelle stesse decisioni che venivano concordate, assunte insieme in Consiglio dei Ministri proprio a proposito dei porti chiusi. Che voltafaccia, che ipocrisia, che falsità. Voleva aprire il Parlamento appunto come una scatoletta di tonno, poi dopo aver criticato i vari Trota si è accorto che il tonno era lui. Vabbè, uno vale uno, è un bellissimo slogan, finché le cariche appunto non diventano due. Ma allora all'interno del giornale di oggi, poi continuiamo, no, ovviamente questo nostro giro tra tutti i vari quotidiani, però appunto volevo segnalarvi anche l'intervista al vice premier a Tajani a pagina 4 e poi quello che stavamo anche anticipando sulla desecretazione dei file UFO. Ma intanto vedete i pupilli degli attori radical chic, questo è un altro scandalo di Stato, no? Sborsiamo 21 milioni per l'occupazione dei compagni antifa. Su questo tema anche la Verità di oggi, che poi ricorda che lì era stata pagata la bolletta dell'elettricità, della luce, addirittura dalle elemosiniere di Bergoglio. Su questo scrive Stefano Zurlo oggi a proposito dello Spin Time, come viene chiamato l'edificio piazzato all'Esquilino, nel cuore della capitale, che deve rimanere così com'è. L'occupazione per continuare, i legittimi proprietari possono attendere, solo che il padrone ha citato in giudizio il Viminale. Ora il Ministero dell'Interno è stato condannato a risarcire con più di 21 milioni di euro. E allora l'intervista che vi stavo richiamando, qui vedete l'anticipazione, l'Iran si tratti ma mai l'atomica, Antonio Tajani, questa appunto l'intervista tenuta da Fausto Biloslavo. In 72 ore il ministro degli esteri, il vice premier Antonio Tajani era a Washington come osservatore del Board of Peace di Trump, poi a Stoccarda al congresso della ZDU, al governo accolto d'applausi e alla fine è tornato in Italia per altri eventi, un buon DNA da giornalista. E poi l'intervista a Mantovano, che oggi viene riproposta un po' da vari quotidiani, ma soprattutto poi la più estesa è quella per Libero, dopo lo andiamo a consultare, a vedere. Vedete, Occidente Unito è la vera sfida della Meloni. Allora andiamo un attimo a pagina 4-5, anche per sentire dalle parole del ministro degli esteri un commento, una valutazione su questa decisione, per esempio, della Corte Suprema per i dazi, pochi effetti sull'export, con l'Iran si tratti ma mai l'atomica. Il ministro degli esteri, rapporti forti con Berlino, siamo locomotiva dell'Europa, Macron si stizzisce spesso ma non capisco il perché. E tutto dopo lo sgomento che era stato espresso anche dalla premier Meloni per la morte del giovane conservatore, giovane identitario che era stato pestato a sangue dagli antifa, giovane Quentin. Vedete qui sull'Ucraina, vari virgolettati di questa intervista, c'è uno spiraglio per la pace, ma è un problema dei territori. Continueremo a sostenere Kiev. Il problema non sono gli islamici, ma i Propal e la saldatura con gli anarchici, troppi cattivi maestri. Referendum. Sono ottimista, ma non sarà una passeggiata, con qualunque risultato il governo resterà, e sull'immigrazione ci sono norme europee chiare che danno ragione all'Italia. Ora basta usare l'arma dei giudici. E sapete, infatti, tra le varie novità, anche proprio dalla normativa comunitaria europea,
quella per cui appunto poi è stata ridefinita la lista dei paesi sicuri, e quindi per quei paesi lì, nel caso di immigrati che siano partiti da quei paesi sicuri, che siano anche transitati nel passaggio verso l'Unione Europea per quei paesi sicuri, ovviamente se poi viene negato il diritto all'asilo, il diritto quindi a ottenere lo status di rifugiato qui in Unione Europea, ma si è appunto venuti da quei paesi sicuri, poi lo Stato ha la possibilità di espellere e rimpatriare verso quei paesi appunto inseriti nella lista dei paesi sicuri. Il commento di Osvaldo De Paolini, già dalla prima pagina non l'abbiamo richiamato: la legge ha parlato, ma ora tocca al mercato mettere ordine nei prezzi. Negli Stati Uniti spariscono entrate tariffarie miliardarie, si profilano richieste di rimborso per le imprese e la Casa Bianca perde il suo bazooka commerciale che è stato impiegato per negoziare a colpi di minaccia. Sul piano settoriale la redistribuzione è netta: acciaio e alluminio, protetti da barriere robuste, tornano a fare i conti con il mercato globale. Prezzi sotto pressione, margini più sottili. Respirano invece la grande distribuzione, l'automotive importato, l'elettronica di consumo, il settore tecnologico che vive appunto di componenti asiatici. Meno dazi significano meno costi anche lungo la filiera, in teoria anche prezzi finali più bassi. In teoria, perché qui si apre il capitolo più dedicato: chi garantisce che prezzi gonfiati in questi mesi dalla copertura dei dazi scendano davvero? È forte il sospetto che una parte degli aumenti sia stata opportunamente assorbita nei listini e nei margini. Il rischio è che la fine delle tariffe si traduca in un sollievo per i bilanci aziendali, ma non per il carrello della spesa. Ecco perché servirà vigilanza assoluta. Se i costi di importazione scendono, il beneficio deve però arrivare fino al consumatore finale, altrimenti la sentenza resterà un fatto giuridico, non economico. Trump, dal canto suo, difficilmente accetterà il colpo in silenzio. Potrà tentare la via del Congresso, ma lì contano i numeri, non i comizi. Potrà usare strumenti alternativi, sicurezza nazionale, indagini settoriali, ma sono bisturi, non armi di distruzione commerciale. Oppure potrà trasformare la sconfitta in un nuovo capitolo della sua battaglia contro i vincoli istituzionali. E poi la domanda sull'Italia, come potrà reagire? Qui la notizia è che l'export verso gli Stati Uniti ha continuato a crescere in diversi comparti, tra il 5 e il 7% annuo, nonostante le barriere. E questo a smentire anche il catastrofismo di certa sinistra che, sapete, no, poi attaccava la Meloni, il governo in carica, ovviamente lo attaccava per questo rapporto con l'America di Trump, con Trump, rinfacciando però la politica appunto protezionistica che era stata attuata da questa amministrazione, dalla Casa Bianca. In diversi comparti quindi l'export verso gli Stati Uniti è cresciuto tra il 5 e il 7% anno, dicevamo, nonostante i dazi. Meccanica strumentale, agroalimentare di qualità, moda premium hanno dimostrato che il posizionamento alto regge anche con il vento contro. Con la rimozione dei dazi questi settori possono rafforzarsi ulteriormente. Meno costi per l'importatore americano significa più competitività per il prodotto italiano. Automotive e componentistica che recuperano spazio, l'agroalimentare che può consolidare quote, la moda che può tornare ad ampliare margini. Ma di nuovo una condizione: che il vantaggio non si fermi a metà strada. Se i costi scendono e i prezzi finali restano alti, qualcuno avrà semplicemente cambiato narrativa e non modello. E dunque la sentenza rimette ordine nei poteri, ora tocca al mercato rimettere ordine nei prezzi, e lì, più che le Corti Supreme, servirà concorrenza vera e occhi aperti. E allora torniamo invece, ecco un attimo, vedete qui alla prima pagina del giornale, prima ve lo stavo citando, questo articolo di Feltri sulla coerenza che non è all'Eliseo. Andiamo a pagina 19, vedete, sulla stanza di Vittorio Feltri, ma vedremo anche il suo tempo di Feltri per il tempo. Qui intanto a pagina 18, in 500.000 ad Assisi per il poverello, il santo più amato che scavalca la fede, da domani per un mese l'ostensione delle spoglie. Ecco perché è diventato un simbolo. E poi anche l'iniziativa del giornale, la benedizione, qui sotto la riproduzione del San Francesco di Cimabue, benedetta da Don Antonio Mazzi. Potete ritagliarla e conservarla. Inquadrando con lo smartphone il QR code che trovate qui, potete assistere al momento della benedizione avvenuta nella sede della Fondazione Exodus a Milano.
Ecco qui appunto l'immagine del santo con le stimmate. E sempre più con i deboli. Don Antonio Mazzi, sempre poi soprattutto con i più deboli, ha fondato appunto la comunità Exodus. L'anno giubilare voluto da Leone XIV è la festa nazionale il 4 ottobre. Don Mazzi, simpatico perché umano come una persona normale. Sono già 370.000 i pellegrini che hanno prenotato e che arriveranno nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi. Qui vedete, no, l'immagine della Maestà di Cimabue, che è databile tra il 1285 e il 1290, l'affresco che ritrae in maniera più affidabile San Francesco. E allora saranno quindi accolti questi 70.000 pellegrini che hanno prenotato nella chiesa inferiore della Basilica di Assisi, saranno accolti 15.000 al giorno e le previsioni sono di oltre 500.000 di visitatori, una marea in arrivo da tutto il mondo. Da domani 22 febbraio e fino al 22 marzo per la prima volta vengono esposte le spoglie di San Francesco, appunto il più santo degli italiani, il più italiano dei santi, come lo definì Papa Pio XII, proclamandolo patrono del paese. È un evento storico in assoluto non solo per chi crede, messo in scena a 800 anni dalla sua morte. Francesco, che con una vita in totale povertà testimoniò il suo amore per Cristo. Francesco, il predicatore inquieto, l'uomo della fratellanza e della pace che tanto cerchiamo in questo periodo dissestato. Il poverello morì giovane, forse a 43 anni, proprio ad Assisi, e il suo corpo fu nascosto sotto l'altare della Basilica inferiore, messo al sicuro contro i ladri di reliquie che nel Medioevo impazzavano. Venne ritrovato soltanto nel 1818 e da allora è sempre stato custodito dai frati. L'ostensione delle sue spoglie sarà accompagnata da celebrazioni ufficiali e messe solenni, da prenotare anche quelle sul sito sanfrancescovive.org. Papa Leone XIV ha indetto un anno giubilare nel nome di Francesco dal 10 gennaio 2026 al 10 gennaio 2027 e il Parlamento ha deciso che il 4 ottobre, giorno dedicato al patrono d'Italia, sia festa nazionale. Tutti pazzi per Francesco, l'uomo di pace che ha dimostrato come si può cambiare il mondo con un cuore disarmato. E vi ricordate, anche noi poi ci eravamo occupati di questo anniversario anche con il nostro Giuseppe Brienza. Vi ricordate anche l'intervista che avevamo tenuto assieme al professor Andrea Caspani, docente di storia e filosofia, oggi direttore della rivista Linea Tempo. E a proposito, ecco, Giuseppe Brienza ci ha segnalato questo articolo che vorrei leggervelo, ve lo recupero, però vediamo se ritrovo un attimo la testata, eccola qui. No, probabilmente questo era l'altro articolo che ci aveva segnalato sul professor Antonio Zichichi, che è morto, sapete, appunto già dalla scorsa settimana all'età di 96 anni, lui che poi aveva tessuto questo dialogo tra fede e ragione. Ma l'articolo che volevo segnalarmi è su corazim.org e riguarda appunto l'anniversario della morte di Bachelet, che vi ricordate fu assassinato proprio dalle Brigate Rosse. Allora ve lo recupero da qui e ovviamente poi continuiamo, no, questo nostro giro anche tra le varie testate, perché volevo portarvi un attimo anche poi su quella che è ovviamente nella nostra area di riferimento, anche poi sulla Verità e Libero che non abbiamo ancora aperto. E allora Vittorio Bachelet, ricordo a Roma di un giurista e servitore dello Stato, secondo lo stile cristiano, uomo del presente, costruttore di futuro, l'impegno civile ed ecclesiale di Vittorio, seme di speranza a 100 anni dalla sua nascita. È il titolo di questo 46esimo convegno dedicato al giurista cattolico e vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Vittorio Bachelet, che si terrà appunto oggi e domani. Quindi si è tenuto, questo è l'articolo di ieri, 20 febbraio, e quindi ancora oggi c'è questo convegno, un convegno che avrà come fine anche la consegna del premio Vittorio Bachelet all'autore della tesi di laurea presentata nel 2025, che meglio ha saputo mettere a fuoco l'attualità del pensiero e della testimonianza del giurista e servitore dello Stato. E vi ricordo che appunto, come stavamo dicendo, lui fu assassinato dalle Brigate Rosse al termine di una lezione il 12 febbraio dell'80, un nucleo armato delle Brigate Rosse sul mezzanino della scalinata che porta alle aule i professori della facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, colpito con 7 proiettili calibro 32 Winchester da 2 noti esponenti della colonna romana dell'organizzazione terroristica.
Anna Laura Braghetti e Bruno Seghetti, membro del comitato esecutivo delle Brigate Rosse. Il giurista morì sul colpo lasciando la moglie e 2 figlie di 23 e 25 anni, e questo ci ricorda sempre anche il pericolo dell'estremismo rosso, in un momento, quello attuale, in cui stavamo anche commentando questo saldarsi invece del pericolo Propal, pericolo islamista, saldarsi assieme questo movimento, questo mondo, assieme appunto all'estremismo rosso o all'estremismo anarchico. E allora ritorniamo a pagina 18 quindi del giornale, pagina 19, la stanza di Vittorio Feltri di cui vi stavo parlando prima. La coerenza non abita all'Eliseo di Macron. Gentile direttore Feltri, i francesi giudicano ma non vogliono essere giudicati. Macron ha reagito in modo esagerato, scomposto nei confronti della nostra Meloni. Lei cosa ne pensa? Cara Enza, risponde qui Feltri, Emmanuel Macron forse ha preso troppi schiaffi dalla nonna e ora è un po' stordito. Non si spiega altrimenti il suo comportamento. Invita Giorgia Meloni a restare a casa propria, a non ficcare il naso, a tacere, che ciascuno si occupi degli affari suoi, ammonisce con tono irritato dopo che il Presidente del Consiglio italiano ha espresso cordoglio per l'assassinio del giovane Quentin Deran e ha condannato la violenza politica. Atto doveroso, giusto, un atto di solidarietà, non di guerra, eppure a Macron non è andato giù. Ora bisogna avere una faccia di bronzo considerevole per impartire lezioni di sobrietà diplomatica all'Italia, perché se c'è un capo di Stato europeo che negli ultimi anni ha fatto della predica agli altri un'attività quasi sportiva, quello è proprio l'inquilino dell'Eliseo. Macron si scandalizza per un tweet di condanna della violenza. Un tweet, attenzione, non un'interferenza, non una sanzione, non una minaccia, una presa di posizione contro l'odio ideologico. Ma evidentemente a Parigi si è deciso che la solidarietà internazionale è lecita soltanto quando conviene. Strano, perché quando nel 2018 l'Italia rifiutò di aprire porte alla nave Aquarius, Macron non ebbe alcun problema a definire la posizione italiana cinica e irresponsabile. All'epoca dal suo entourage arrivarono parole ancora più eleganti. La politica migratoria italiana fu bollata come vomitevole, un termine che non risulta appartenere al lessico diplomatico. E non finisce mica qui. Macron ha spesso descritto i populisti europei come una lebbra da arginare, ha ammonito, criticato, pontificato, ha convocato, fatto convocare, espresso indignazione a più riprese per le scelte sovrane del nostro paese. Ma oggi si scopre improvvisamente custode del principio di non ingerenza. È curioso come la sovranità diventi un valore intoccabile soltanto quando a esercitarla è la Francia. Nel frattempo dalla Francia arrivano accuse all'Italia di dumping fiscale, come se attirare investimenti fosse poi alla fine un crimine morale. Si critica il nostro modello economico, si giudicano le nostre politiche migratorie, si commentano le nostre scelte interne, tutto lecito quando a compierlo è Parigi, ma guai se Roma esprime una posizione su un omicidio politico che scuote l'Europa intera. Macron dovrebbe ricordare che la violenza ideologica non è un affare privato. E poi la conclusione, vi leggo, qui sarebbe da leggerlo tutto, ma visto che il tempo vola e sono già le 9, infatti ci attende anche la prossima pausa, Giorgia Meloni non ha insultato nessuno, non ha interferito, non ha dettato linea politica alla Francia, ha espresso un principio universale. Se ciò viene vissuto come un'ingerenza, forse è perché la sensibilità è più fragile di quanto si voglia ammettere. Il rispetto tra stati si misura nella reciprocità, nella coerenza, e la coerenza in questa vicenda non abita all'Eliseo. Allora vedete la chiusura della coerenza che non sta all'Eliseo, che è anche poi il titolo di questa risposta di oggi per la stanza di Vittorio Feltri, appunto a pagina 19 del giornale. Ore 9, allora Natalia, se sei d'accordo, piccolo break come annunciato, noi ci troviamo fra pochissimo. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. A te la linea per Vittorio.
Grazie Natalia. Io vi rinquadro, vi faccio vedere l'articolo che prima stavo leggendo dall'altra schermata e probabilmente non l'avete visto in condivisione schermo, da corazim.org, appunto del nostrissimo Giuseppe Brienza, che ringraziamo per questa segnalazione. Vittorio Bachelet, ricordo a Roma di un giurista e servitore dello Stato secondo lo stile cristiano, come vi dicevo, quindi il convegno anche che si tiene ancora oggi a Roma, proprio per ricordare a 100 anni dalla sua nascita, questo 46esimo convegno dedicato al giurista cattolico. E poi ovviamente il ricordo anche purtroppo di questi anni del piombo, quindi oltre quello delle armi, delle famigerate P38 utilizzate così di frequente dalle Brigate Rosse, si dovrebbe intendere anche quello che scorreva sotto le rotative dei giornali, delle riviste, dei media fiancheggiatori, di quelli che preparavano il clima, che stavano seminando ovviamente questi venti di tempesta e di odio, che hanno preparato il brutale assassinio, stavamo ricordando il 17 maggio del 72, data di avvio cruento della stagione del terrorismo in Italia, appunto l'assassinio nel 72 di Luigi Calabresi, il cui ritratto oggi, dopo decenni di calunnie e disinformazione, è un ritratto in piedi, come ha scritto Marcello Veneziani. Ma allora, come promesso, continuiamo il nostro giro tra le varie testate. Allora andiamo su Libero. Io ho anche anticipato di questa lunga intervista al sottosegretario di Stato Mantovano. Vedete l'intervista a Alfredo Mantovano, oggi titolone appunto sulla prima pagina di Libero, peggio le toghe della sinistra. Il sottosegretario, certi giudici stanno alzando i toni più dell'opposizione. Bene il Colle, rischiamo di trovarci tra le macerie. Dopo il referendum inviteremo tutti a un tavolo. E appunto intervista che viene condotta dal direttore Mario Secchi, sottosegretario Alfredo Mantovano, quali sono per l'Italia le sfide geopolitiche? Le sfide sono tantissime, ne cito un paio tra le tante. Per troppi anni in Occidente, in Europa in particolare, non abbiamo prestato sufficiente attenzione all'intensificarsi di scambi commerciali con nazioni extraeuropee che non si sono rivelati questi scambi favorevoli al nostro sistema. È tutto il sistema di commercio globale, di questa globalizzazione selvaggia, no? Avevamo detto che va rivisto. Oggi tutto questo ha un prezzo in termini di dipendenza tecnologica e di materie prime fondamentali. E poi c'è la sfida proprio quella del jihadismo, dove anche in questo caso abbiamo commesso errori a cui bisogna rimediare. Una decina di anni fa si era immaginato che lo Stato islamico fosse stato debellato tra Siria e Iraq. Oggi invece ce lo ritroviamo in Centrafrica, in Medio Oriente. Però la sfida geopolitica più imminente, se io dovessi proprio stilare una classifica, è quella che potremmo definire l'unità dell'Occidente. Perché dico questo? Perché se io mi trovo a Roma, a Parigi, a New York, ma anche a Caracas e a San Pietroburgo e sento il suono di una campana, sentite, sento di trovarmi a casa mia. Non è così dappertutto però. Questo è l'indicatore che quella unità che c'era un tempo poi è andata perduta. L'abbiamo persa anche con il conflitto tra Russia e Ucraina, di cui sarà il 4º anniversario tra qualche giorno. Una guerra tra due nazioni con radici cristiane all'interno dell'Europa, e l'abbiamo persa anche a causa della forte dialettica che oggi appunto esiste tra le due sponde dell'Atlantico. Questa è la dimensione su cui lavorare maggiormente. In merito a questo tema sentivo in un talk show una conduttrice che parlava di equilibrismo di Giorgia Meloni. Io credo che ci sia una differenza fondamentale tra equilibrismo ed equilibrio. Con tutto il rispetto per l'ambito circense, l'equilibrismo appartiene al circo. L'equilibrio che oggi il governo sta faticosamente perseguendo è indice della responsabilità di una nazione che si trova al centro di questo Occidente. E allora vedete, qui siamo a pagina 2 di Libero, vedete sul referendum certi magistrati sono più estremisti della sinistra, qui vedete l'immagine, no, del confronto con il direttore Mario Secchi, e poi i tanti virgolettati. Il sottosegretario, alcuni giudici stanno alzando i toni più dell'opposizione, bene il Colle, rischiamo di trovarci tra le macerie, dopo il referendum inviteremo tutti a un tavolo. Protagonismo internazionale, l'equilibrio appunto dell'Italia di Giorgia Meloni è indice di responsabilità, stavamo leggendo, il discorso di Mattarella, le parole del Capo dello Stato non vanno interpretate ma applicate, attacchi esasperati, il rischio di questo clima è ritrovarci con molte macerie nelle istituzioni. E poi sull'imparzialità delle toghe, la percezione è fondamentale per la credibilità del sistema giudiziario. Cosa ha detto Gratteri a Formigli? Questa è una delle domande
sui temi più roventi di questo dibattito così serrato, no, per il referendum, era un commento sulle sue passate dichiarazioni e quindi sul fatto che sui social si fosse scatenata tutta una serie di commenti pro e contro di lui. Lo stenografico è questo, basta che lei vada sui social e vede le persone che scrivono sotto. Chi sono? Se sono persone per bene. Ci sono persone per bene, ci sono pregiudicati, ci sono parenti di pregiudicati, c'è di tutto. Ci sono persone per bene e persone non per bene. Andiamo a vedere sotto e vediamo i numeri, ma questo è niente. Poi vediamo più avanti se serve altro. Se serve altro cosa? Per caso stiamo parlando di indagini verso chi sui social si esprime a favore del sì? Se uno è un criminale va perseguito per i crimini che ha commesso, non per come voterà al referendum. Siamo arrivati al punto che un procuratore della Repubblica ipotizza un'indagine a carico di chi dichiara sui social dove metterà la croce sulla scheda referendaria. Io mi permetto di dire basta. E qui veramente molto lapidario, sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Qui appunto l'intervista che il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, i due hanno dialogato, lui appunto Mario Secchi, durante l'evento organizzato dal quotidiano Libero intitolato La sicurezza oggi, istituzioni, imprese, nuovi scenari, che appunto si è svolto ieri presso Palazzo Wedekind a Roma. E allora, a proposito sempre di Libero, prima di passare anche alla verità, sono già le 9:08, io volevo segnalarvi anche questo articolo, insomma, sempre qui all'interno di Libero, a pagina 7 di Senaldi sui terroristi rossi, e poi a pagina 8 sondaggi referendum, e pagina 10 Rubini, le bufale su questi giochi olimpici. Allora velocemente vedete qui andiamo, pagina 7, altro che sovranisti, in Europa i terroristi sono di estrema sinistra, l'agenzia UE che coordina le polizie nazionali rileva che tra il 2022 e il 2024 gli antagonisti sono stati responsabili del 91% degli attentati politici e lancia anche l'allarme, vogliono innescare una rivoluzione per instaurare il comunismo. La violenza rossa che dilaga in Italia. Nel triennio 22-24 l'Italia è stato tra i paesi più colpiti subendo ben 60 attentati. Chissà perché. Questa è tutta una strategia contro ovviamente il governo Meloni. E poi quello che vi stavo prima richiamando, anche pagina 10, no? Le tante bufale sui giochi, le 10 bufale sui giochi che non si sono avverate, questo scritto da Fabio Rubini, smentiti gufi delle Olimpiadi invernali, dalla calata dell'AIS alla mancanza di neve, passando per lo spreco proprio di fondi pubblici e le immancabili cattedrali nel deserto. E invece, per esempio, vedete anche qui l'obiezione che veniva sollevata, i biglietti costeranno troppo, assisteremo a Olimpiadi con gli spalti vuoti, prepariamoci alle figuracce. E invece la risposta nell'analisi lucidissima di Fabio Rubini: chiunque di voi abbia guardato anche distrattamente una qualsiasi gara olimpica ha visto gli spalti, tutt'altro che vuoti. Ma se la vista non basta a smentire le gufate della stampa di sinistra, sono arrivati i numeri relativi alla prima settimana di gare. A darli è stato l'amministratore delegato della Fondazione Milano Cortina, Andrea Guarnieri. Sono stati venduti 1,27 milioni di euro di biglietti, con una tendenza in netta crescita nella seconda settimana di gare. Gli spalti si sono riempiti in media all'85%, con sold out ripetuti in tutti i palazzetti milanesi, e percentuali sopra il 90% a Bormio, Cortina e Livigno. Diciamo che a parlare di spalti vuoti ci vuole veramente un bel coraggio. E allora un altro giro, prima ovviamente del nostro collegamento, e quindi vi dicevo sulla verità di oggi, appunto il direttore Maurizio Belpietro, che si occupa dello scandalo Epstein, vedete qui, ecco vi inquadro la prima pagina, tanto botta Trump sui dazi, e poi Epstein e company, sesso, droga e foto per ricattare il mondo. Le 3 S dei grandi casi di cronaca che appassionano l'opinione pubblica ci sono tutti, appunto sesso, sangue e soldi, ma il caso Epstein è molto di più di un caso di cronaca, è una storia di politica e affari, ovviamente loschi. Ogni giorno le carte rilasciate dall'amministrazione americana contribuiscono ad alimentare uno scenario inquietante dove il traffico di minorenni creato dal finanziere suicida e dalla sua complice, la Ghislaine Maxwell, non è il fine, ma il mezzo. Le giovani non sono il centro della storia, ma il contorno.
Questo non è il Me Too della grande finanza, ma il sistema di potere con cui si puntava a controllare il mondo. E poi quello che vi stavo ricordando sulle elemosiniere di Bergoglio, il centro sociale salvato da Don Bolletta, questo per lo spin time. Paghiamo noi il conto, 21 milioni. Il Viminale è condannato per il mancato sgombero dello spin time di Roma. Il cardinale Kravieschi aveva tolto i sigilli messi perché nessuno pagava l'elettricità. I VIP di sinistra applaudivano, adesso il contribuente sborsa. E poi, sempre per la verità, 9 e 12, allora ci avviciniamo appunto al nostro collegamento, anzi scusatemi, abbiamo già sforato, vedete, di 2 minuti, ma volevo segnalarvi proprio l'intervista che c'è oggi a pagina 14 per il caso della famiglia nel bosco. Vedete, i Trevelyan vessati da chi dovrebbe aiutarli. L'avvocato della famiglia nel bosco, prigioniera del tribunale perché non potrebbe tornare in Australia con i figli, lamenta la violazione della privacy dei suoi bimbi. La struttura esclude persino la nonna ottantenne, ma apre le porte alla RAI. E l'intervista appunto a Danila Solinas, qui vedete nella foto, e la foto ovviamente anche di mamma Catherine. E questo è veramente un'altra persecuzione, accanimento assurdo, inspiegabile da parte dello Stato. E allora Natalia, chiedo a te la conferma 9 e 12 se si è già collegato il nostrissimo Matteo Desio. Sì, è collegato. Grazie Natalia, grazie Matteo. Allora ben ritrovato, sempre un piacere averti con noi. Ci senti Matteo? Sì, grazie Pier per l'invito come sempre. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. E allora grazie Matteo, e subito la domanda con cui aprire questa pagina ovviamente sugli States, perché la decisione della Corte Suprema di sospendere, di annullare questi dazi, e allora subito un tuo giudizio su quelle che potrebbero essere le contromosse di Trump. Cosa potrebbe immaginarsi adesso, se è già scritto, no, di questo piano B del 10%, o magari ricorrere anche ad altre basi normative per comunque poter riapplicare questi dazi, poter mantenere questa politica protezionistica. Immaginiamo che, oltre al fatto, ne hanno già parlato in tanti ovviamente, ma si parlava di una Corte Suprema al soldo del presidente solo perché aveva nominato dei membri, e invece quando si tratta poi di questioni giuridiche fondamentali per il paese, anzi hanno quasi scelto di andare contro gli interessi degli stessi Stati Uniti, proprio per far rispettare quella che secondo loro sia una interpretazione corretta della Costituzione americana. Ecco, il 10% sembra che sia la mossa che stia attuando il presidente Trump in questo momento, però non è detto che sia la mossa definitiva, e ancora non è ben chiaro onestamente il futuro di questi dazi, anche perché secondo me non si aspettava questo ribaltamento da parte della Corte Suprema, lo stesso presidente, anche perché ad esempio Reuters comunica che addirittura Trump è furioso con la Corte Suprema proprio per questa decisione. Vedremo. Questo sarà comunque ovviamente importantissimo per tutti, non solo per gli Stati Uniti. L'altra notizia molto importante è quello che sta avvenendo in Iran. Purtroppo sembra che lo Stato iraniano, oltre a continuare a sopprimere nel sangue le proteste locali, sembra non voglia accordarsi con il presidente Trump, e quindi purtroppo sembra che stia degenerando in una situazione di perlomeno o conflitto armato, comunque questa continua situazione di ultimatum, quasi, possiamo dire, quasi ricatto, che ovviamente per la popolazione dell'Iran non ci fa piacere. Guardando invece chi governa l'Iran, invece ovviamente si spera che possa cedere il prima possibile.
Esattamente Matteo, e hai aperto anche quest'altro capitolo che dobbiamo trattare. Io intanto vi stavo inquadrando qui a pagina 4 di Libero di oggi proprio la valutazione che compie Costanza Cavalli, no, su questo piano B. Washington che possiede una strategia pronta da tempo, Donald annuncia nuove gabelle al 10% e chiama i giudici folli, altro che Corte Suprema amica, e qui vedete nella foto tutti i vari componenti. Prima l'abbiamo richiamato dall'infografica del Corriere, no? Di tutti i vari orientamenti, le nomine, poi le decisioni, per come si sono espressi, e qui il paragrafo proprio diciamo che è rilevante, pertinente per il caso, proprio per il rilievo geopolitico di quest'arma economica. La Casa Bianca aveva da tempo sul tavolo un piano B da mettere in atto nel caso in cui il piano A fosse stato fatto brillare dai togati. Ora Scott Bessent, il segretario al Tesoro, ora Kevin Hassett, direttore del Consiglio economico nazionale della Casa Bianca, e ora anche Jamison Greer, rappresentante commerciale degli Stati Uniti e primo tra i negoziatori di Trump. Quando venivano interpellati dai giornalisti sull'attesa decisione della Corte, avevano già cominciato a scoprire le carte. In caso di sentenza sfavorevole, ha detto Greer a gennaio al New York Times, l'amministrazione avrebbe iniziato poi il giorno successivo a ristabilire i dazi. E Bessent aveva elencato quelle che stavamo citando prima come le basi normative, cioè le norme utilizzabili per replicare, quindi le sezioni 301, 122 e 232 del Trade Expansion Act del 1962. E Hassett aveva parlato di un'autorità speciale per imporre un dazio generalizzato su tutti i prodotti importati del 10% per 6 mesi, così da avere il tempo per sistemare tutto. E poi Matteo, ecco, volevo inquadrarti anche l'home page del Sole 24 Ore, ricordiamo appunto ai nostri ascoltatori, a chi ci segue, che poi ovviamente non è il sole nella nostra edicola digitale. Io vi faccio vedere, qui vedete dall'home page del sito del Sole 24 Ore, anche qui ovviamente l'articolo, il riferimento sulla guerra commerciale, trade war, Stati Uniti, la Corte Suprema che boccia i dazi, Trump, tariffe extra del 10% per tutti, e la decisione si concentra sui dazi imposti in base a una legge sui poteri di emergenza, inclusi i dazi reciproci che ha imposto a quasi tutti gli altri paesi. E ovviamente questo è un articolo in evoluzione perché deve seguire tutti gli aggiornamenti del caso, della vicenda. La reazione di Trump molto deluso, la sentenza della Corte Suprema mi ha deluso molto, mi vergogno per alcuni giudici che non hanno avuto il coraggio di fare ciò che è giusto per l'America, ha detto Donald Trump ad una conferenza stampa, aggiungendo che i dazi però rimarranno poiché ha delle alternative. Ma allora Matteo, scusami per questa divagazione, era anche per riprendere alcuni articoli. Hai giustamente, no, dicevo prima, aperto quest'altro capitolo del possibile attacco all'Iran, e anche qui chiedo se effettivamente possa essere realistica anche l'ipotesi minacciata da Trump, cioè di un attacco che sia limitato, circoscritto, chirurgico, come abbiamo visto anche successo per il Venezuela. Nessuno se l'aspettava, sì, c'era stata una sorta di armata in avvicinamento, però c'erano stati dei colloqui e poi questa azione veramente quasi da un copione hollywoodiano, film ad alta tensione, ecco, però tutto molto chirurgico. Potrebbe essere questa l'opzione, oppure credi che probabilmente si possa arrivare ad uno di quegli accordi, però non quelli inconcludenti, cui mirano alla fine gli ayatollah, perché sembra quasi che loro con questa tattica dilatoria di una continua procrastinazione vogliano alla fine guadagnare tempo e continuare in un modo o nell'altro nel loro programma del nucleare, ecco. Esatto, stavi dicendo proprio di questa tattica giustamente di temporeggiamento che sembra stiano mettendo in atto probabilmente per continuare a ricevere i fondi dalle Nazioni Unite e cercare di sedare il prima possibile quelle che sono effettivamente delle rivolte contro il regime. Il Guardian in questo momento parla di una notizia, tra l'altro di 2 ore fa, parla di come l'Iran abbia cercato già di inviare una controproposta proprio per quanto riguarda il nucleare, e se ricordate bene, carissimi radioascoltatori, anche in passato, nel recente passato, Donald Trump aveva attaccato insieme allo Stato di Israele i punti nevralgici per quanto riguarda proprio il programma nucleare. Ecco, probabilmente
anche per come parla il Presidente degli Stati Uniti, probabilmente questo sarebbe il piano in futuro per mettere ulteriori pressioni a un regime che nonostante stia facendo, diciamo, usiamo questa metafora, acqua da tutte le parti, sia in politica internazionale sia in politica interna, con giustamente donne ma anche uomini, perché secondo me quando si parla di libertà personale non bisogna ridurre tutto a una guerra dei sessi, anzi bisogna unirsi per inscenare una guerra per la libertà, ecco. Diciamo che bisogna vedere quanta pressione possa effettivamente venire fuori da tutte queste portaerei che si stanno dirigendo proprio davanti allo Stato iraniano. Assolutamente sì, Matteo, questo ovviamente poi anche rientra nell'analisi compiuta oggi da Corriere, pagina 6, vedete primo piano Medio Oriente, Iran, la nuova minaccia di Trump, il New York Times, evacuate le basi nel Golfo, soldati ritirati da Qatar e Bahrain, però poi alla fine vedete per esempio le dichiarazioni di Ismail Qosari, l'iraniano membro della Commissione per la sicurezza nazionale. L'America vuole solo terrorizzarci. Non sono però della stessa idea, cioè che sia soltanto pressing psicologico, alcune fonti diplomatiche che in questi giorni stanno raccontando come gli Stati Uniti sarebbero pronti ad affrontare anche una guerra prolungata che andrebbe oltre un raid chirurgico in stile Venezuela, quello che prima abbiamo ovviamente richiamato. In effetti il massiccio dispiegamento di uomini e mezzi che non si vedeva dall'invasione dell'Iraq del 2003 può essere interpretato come un presagio e secondo il New York Times centinaia di soldati sono stati evacuati dalla base di Al-Udeid in Qatar. Ci sono state anche evacuazioni nelle basi in Bahrain. Io infatti poi, Matteo, vedete qui vi apro anche la home page dell'ANSA, perché su questo tema ovviamente bisognerà continuare a seguire gli sviluppi. A Trump presentate varie opzioni per l'Iran, una prevede l'uccisione di Khamenei e comunque abbiamo visto che gli Stati Uniti sono capacissimi di queste operazioni così chirurgiche. Sì. Abbiamo visto la decapitazione del vertice del regime di Maduro. A Trump presentate le varie opzioni, una che prevede l'uccisione di Khamenei, poi volevo aprirvi anche la pagina di Iran International, qui nella versione in inglese, ve la riaggiorno proprio su questo. Ve la metto anche nella traduzione automatica in italiano. Trump, 32.000 morti poi, in tra poco tempo. Sì. Se ci pensi, tra l'altro, un conflitto con i soldati, quindi appiedato sulla terra, non conviene neanche agli Stati Uniti perché con la protesta in atto danneggerebbero solo e metterebbero in pericolo semplicemente i civili iraniani, e invece conviene anche agli Stati Uniti, se proprio bisogna punire il regime degli Ayatollah, proprio utilizzare i mezzi militari. Assolutamente sì, sarebbe un'altra guerra dalle conseguenze inimmaginabili. Poi insomma non so nemmeno quanto poi Russia e Cina starebbero soltanto a vedere. È pur vero, si è scritto pur vero che negli ultimi giorni si è scritto che comunque la stessa Russia sta un po' mollando ormai a se stesso questo regime degli Ayatollah, perché sempre più ovviamente compromessi nella loro credibilità. E sta di fatto che poi sarebbe un durissimo colpo, un conflitto del genere così prolungato e addirittura con proprio militari sul terreno, addirittura un durissimo colpo anche per la stessa base elettorale MAGA, che aveva chiesto una discontinuità, no, rispetto a tutte le guerre dei neocon o comunque dei democratici di Obama. Ma allora sono le 9:25, io volevo lasciarvi soltanto, ecco, con gli ultimissimi messaggi a proposito proprio del referendum della giustizia. Per esempio Antoni c'è scritto, o Antonio da Udine, attenti a passare il messaggio che sia largo margine e che non è vero che non è necessaria un'alta affluenza alle urne, perché qualcuno può pensare che ce la facciamo anche senza il suo voto. Ma Antonio o Antonio, non ho capito perché c'è scritto Antoni. In ogni caso, caro ascoltatore, hai ragione, assolutamente bisogna stare
anche qui in guardia, perché attentissimi su queste analisi demoscopiche, su queste rilevazioni, però abbiamo anche già detto che queste decisioni di alcuni magistrati, soprattutto in tema di sicurezza, di immigrazione, sono veramente poi alla fine uno spot a favore del sì, perché ancora una volta manifestano la politicizzazione di alcune toghe rosse. Allora anche oggi, come nella scorsa puntata, quella a proposito di lettera 150 per il sì, vogliamo concludere con quella frase che fu detta da un leader socialista, appunto Nenni, che è ancora attualissima a proposito di questa indipendenza della magistratura che sta assumendo delle forme che fanno di quest'ultima il solo vero potere, un potere insindacabile, a volte irresponsabile. E insomma c'è da chiedersi chi controlla i controllori. E allora perché non istituire un'alta corte disciplinare? Perché non prevedere il sorteggio per i componenti del CSM? Vi lasciamo con queste domande e sapete però le risposte. Allora 9:27, abbiamo sforato. Grazie a te Matteo per il collegamento, grazie per quello che ci hai detto, grazie a tutti voi per l'ascolto, per i vostri messaggi, grazie a te Natalia sempre per questa regia, per questa pazienza anche oggi, appunto, che abbiamo sforato. E allora buona continuazione qui su Radio Libertà, buon fine settimana. Avete ascoltato